Amici di Directa Sport, benvenuti al Palaconi di Cagliari per la 10ª giornata del campionato di Serie A di futsal femminile. Si affrontano futsal femminile Cagliari e Florenzi. Ancora Aramendia che controlla bene il pallone, attenzione perché può battere verso la porta e poi arriva subito il vantaggio della Florenzi proprio con l'ex Marta Peñalver Ramon, a cui va a perdere un pallone pericolosissimo. Arriva il raddoppio della Florenzi, ancora Marta con il diagonale imparabile per il numero 1 rosso-blu India. Quindi ancora il tentativo, stavolta troppo centrale per Jessica Manieri. Gasparini lancia lungo per Marchese, attenzione perché è buono, ma è provvidenziale anche l'uscita di Esther Mannucci. Fa vedere belle ancora le soluzioni trovate dalla Florenzi. Stavolta Jessica col diagonale chirurgico 3-0. Intanto seguiamo prima l'azione della Florenzi, ancora Jessica Manieri, ci vuole un grande intervento di Mascia, non è finita, il pallone fuori di un soffio. Marta, gioco di gambe, ancora il pallone in diagonale sul secondo palo. Questi primi 18 minuti sono stati durissimi. Manieri, ancora arriva il 4-0 della Florenzi, tutto facile in contropiede sfruttando un pallone sanguinosamente perso. Jessica la battuta col mancino ancora in diagonale, sposta il pallone, prova a resistere nell'1 contro 1 Cocco e poi la staffilata, ancora Marta, questa è la sua tripletta, un gol molto pregevole come i due precedenti per Marta Peñalver Ramon. FFC prova a scuotersi un po' in questo finale, come detto si cerca il gol della bandiera, attenzione però a Fossi che vince il rimpallo, riesce a mettere in rete il pallone del 7-0 Florenzi. Fossi sul tabellino dei marcatori, Aramendia, quindi Fossi, Manieri continua a concludere, ci ha provato Aramendia, finisce qui la Florenzi, sbanca il Palaconi di Cagliari dominando la gara. 7-0 il risultato finale. Non è riuscita l'FFC a impensierire la vice capolista del torneo. Mister, è sembrato tutto facile, in realtà questa era una partita che comportava anche dei rischi contro una squadra che era imbattuta in casa, invece un 7-0 che non ammette replica, partita dominata dall'inizio alla fine. Le ragazze sono state molto brave, oltretutto noi venivamo da una settimana un po' travagliata, avevamo insomma delle assenze importanti perché ci mancava Valeria e avevamo delle ragazze non al meglio, però l'avevamo preparata bene, avevamo visto un po' il Cagliari come giocava e quindi siamo venuti un po' preparati. Le ragazze hanno applicato quello insomma, che avevamo detto, sono state molto brave. Poi sai, a volte i risultati sono determinati anche dagli episodi, quindi non è che sto molto a guardare l'ampiezza del risultato, ma proprio il gioco. La squadra si è comportata bene. Seconda posizione in classifica, quale può essere però l'obiettivo a lungo termine di questa squadra? Ma guarda, noi non abbiamo obiettivo a lungo termine, noi siamo una neopromossa nonostante abbiamo delle giocatrici importanti, però abbiamo anche tante ragazze giovani che si affacciano per la prima volta alla Serie A, quindi una partita alla volta e vediamo poi in fondo dove siamo arrivati, insomma. Marta, contro la tua ex squadra non hai avuto pietà, subito 2 gol per mettere in discesa la partita, da lì è sembrato tutto facile per voi? Oggi era una partita per me speciale perché giocavo contro la mia ex squadra, comunque era... Io sono una persona che mi conosce grintosa, gioco tutte le partite così, oggi ovviamente c'era della gente, degli stimoli e è andato bene. È stata una partita che comunque presentava delle difficoltà perché il Cagliari non aveva mai perso in casa nel corso di questo campionato, voi avete dominato però per tutti i 40 minuti, mi ha sorpreso nel finale ancora pressing, ancora tentativi per cercare di allungare sull'8, sul 9-0. Sì, noi siamo una squadra che mai ci accontentiamo e
fino adesso stiamo facendo tantissimo gol e siamo una squadra che vuole segnare sempre, questa è una cosa positiva, ma ovviamente ci sono momenti della partita che c'è bisogno da gestire, però oggi secondo me abbiamo fatto una partita 10 e si è visto, abbiamo avuto il controllo assoluto della partita e ovviamente qua nessuna squadra aveva vinto, ma penso che nessuna squadra aveva giocato come abbiamo giocato noi oggi. Dove può arrivare questa Florenzi? Il mister ha detto siamo una neopromossa, non ci mettiamo grandissimi obiettivi, però state dimostrando in campo di valere le posizioni di vertice. Noi siamo una neopromessa, ma l'obiettivo nostro personale di ogni giocatrice è ovviamente vincere partita e infatti oggi sapevamo che era una partita che non dovevamo per niente, e io sono la prima a dirlo nel spogliatoio, sopravvalutare perché conosco bene il Cagliari, so che è una squadra che non molla mai e niente, partita dopo partita e vediamo, adesso siamo nella parte alta della classifica, aspetto continuare così puntando sempre ovviamente lo más alto, lo più in alto. C'è una dedica speciale per i gol che hai segnato oggi a Cagliari? Ovviamente io sempre che segno, sempre che faccio un gol, sempre che sono contenta, penso alla mia famiglia, alla mia mamma che voglio tanto bene e che ho tante voglia de vedere. Mamá, esta partida va por ti porque sé que no entiendes el italiano y luego me dices que te traduzca. Y a la gente che è venuta oggi e che mi vuole bene. Marta Corrias, è arrivata la prima sconfitta casalinga del campionato, immagino che ci sia dispiacere per questo. La Florenzi è stata forse brava a metterla in discesa fin da subito con il gol di Marta dopo 32 secondi di gioco. Sì, purtroppo siamo entrate in campo e secondo me non avevamo la giusta concentrazione e quindi poi subire subito 2 gol così ci ha un po' buttato giù. E lì è diventata sempre più in salita. È stato un problema di atteggiamento magari secondo te? Sì, sicuramente è stato un problema di atteggiamento e cercheremo di allenare anche questo aspetto. Il campionato è lungo e si vedrà alle prossime partite, insomma. Due compagni di squadra chiamati in nazionale, Mascia e Sabrina Marchesi, immagino che sia un motivo di orgoglio un po' per tutto il gruppo. Assolutamente sì, sono molto felice sia per Mascia ma soprattutto per Sabrina perché comunque è la prima chiamata in nazionale, almeno finalmente lì, cioè anche lì avrà l'opportunità di dedicarmi tanti gol. Nel finale di questa partita hai avuto spazio, un paio di uscite buone dal punto di vista personale, come sta andando quest'annata? Sta andando molto bene, faccio tesoro dei consigli che mi dà Marica, faccio tesoro anche sempre dei consigli di Martina e poi si vedrà insomma.